buonasera, che ne pensa di questa giornata? Buonasera, questo importante appuntamento sta per iniziare, quindi è un'iniziativa molto importante. Un plauso al Comune Provinciale di Sassari. Cosa c'è stasera che ieri non c'era? Che scemo, Super Globes. Responsabile del settore sportivo della Sardegna, di questa regione, Mauro Bardini, buonasera, che ne pensa di questa giornata? Buonasera, questo importante appuntamento sta per iniziare, quindi è un'iniziativa molto importante. Un plauso al Comune Provinciale di Sassari che è riuscito a organizzare questa manifestazione, che può essere sicuramente un motivo per mettere a fuoco le problematiche dell'ambiente sportivo della provincia di Sassari. Crede che sta cambiando comunque la provincia di Sassari nel settore sportivo? Ho visto tanti campioni, tante cose che succedono, credo che sia positivo. Lei che ne pensa? Sicuramente in provincia di Sassari parlano da soli i risultati, ci sono molte squadre che hanno ottenuto importanti successi e risultati, campioni d'Italia, campionati di vertice, quindi è sicuramente un motivo per trainare tutte le attività sportive. Una domandina ricorrente per quanto ci riguarda, perché è una domanda che abbiamo già fatto comunque ad altri personaggi delle istituzioni. Credo che comunque questa provincia a livello sportivo stia cambiando, tanti successi, campioni italiani, record italiani, come per esempio quello di nuoto di poche settimane fa. Credo che stia cambiando in positivo. Sì, diciamo che sta crescendo, la cultura dello sport sta crescendo in provincia di Sassari. Considerato che noi abbiamo 3 campioni d'Italia, l'Amici in carrozzina, la Dinamo Banco di Sardegna e la Floor Garden, quindi c'è proprio voglia di fare sport, c'è voglia di successo, c'è voglia di riscatto, e noi credo che col supporto che il CONI, il Comitato Provinciale di Sassari, io e tutta la Giunta stiamo cercando di indirizzare fra corsi di dirigenti sportivi, corsi per operatori e quindi tecnici. Credo che noi ce la stiamo mettendo tutta, perché il nostro territorio ha le risorse umane, ha le risorse di giovani talenti che possono emergere per cercare di avere nuovi successi e grandi successi. Cosa c'è stasera che ieri non c'era? Che scemo, Super Globes.
Penso che i partecipanti allo sport in provincia di Sassari stiano sempre in aumento. È importante lo sport soprattutto per i ragazzi, è un modo per intervenire sul sociale. Il bilancio è estremamente positivo. Siamo intervenuti stasera alla conferenza provinciale sullo sport proprio per illustrare a tutti i partecipanti altamente qualificati quello che l'amministrazione comunale ha fatto nel settore dello sport in questi anni. Credo che dovrebbe cambiare nel prossimo futuro con la nascita di specialisti in medicina dello sport. Penso che in questo momento stiamo vivendo un periodo magico, in quanto abbiamo delle squadre ai massimi vertici, penso alla Dinamo, alla Front Garden, alla Torres. Complimenti al CONI provinciale perché ha saputo proporre al mondo dello sport sassarese e della provincia un momento di riflessione. Credo che gli operatori, i politici e gli amministratori debbano riflettere molto su cosa significa lo sport per la società sarda e anche orientare le politiche e le azioni concrete verso questo mondo che è così fragile e che ha così bisogno di aiuto. C'è un grande fermento sportivo e di attività sportiva al nord Sardegna e quindi anche qui a Sassari con grande soddisfazione noi vedremo di dare delle risposte. Abbiamo una ottima legge regionale che è la 17 del 99, ora alla programmazione triennale e agli stanziamenti che all'interno della legge daremo io credo che riusciremo a dare delle risposte concrete al mondo sportivo. Certo, perché proprio gli sportivi sono quelli che proprio stanno sul campo, quelli che veramente giornalmente, quotidianamente vivono i problemi dello sport, i problemi, vittorie, successi, insuccessi, quindi è necessario averli qua, sentire eventuale una loro testimonianza e sentire un po' quali sono veramente le cose negative che lo sport ci circonda in questa provincia, nel territorio della provincia di Sassari.